A tutti i prefetti veneti riuniti a Venezia, il commissario Mario Morcone ha presentato in videoconferenza il nuovo piano di accoglienza messo a punto dal Ministero dell'Interno e ANCI Nazionale. Presente all'incontro anche la presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, che precisa: noi di questo piano avevamo solo sentito parlare da dichiarazioni di stampa, nessuno ci ha chiesto il nostro parere. A livello cartaceo e contenuti indubbiamente non avevamo nulla. Il Veneto nel complesso ha finora rispettato la sua quota di profughi. Il nuovo piano prevede però di alleggerire le situazioni di Cona e Bagnoli, redistribuendo i migranti tra i comuni che accettano di accoglierli. Ma la risposta della maggior parte dei territori a questa idea non nuova rimane la stessa, un secco no. Quando noi facciamo le riunioni, la risposta che ci arriva dal territorio e dalle varie amministrazioni, io direi al di là delle appartenenze politiche, chiariamo questa cosa, è di molte problematiche, di una grossa difficoltà di portare un piano fatto sulla carta poi nei fatti. Non si tratta di pregiudizi, sostiene Pavanello, ma di difficoltà oggettive che dipendono dall'insufficienza di risposte certe da parte dello Stato centrale. Il tema è sempre un po' quello delle risorse economiche e della gestione di persone che poi rischiano di finire nelle illegalità e ce ne sono molte in tutte le città, non solo nelle periferie delle grandi città, ci sono in tutti i comuni di qualsiasi dimensione. Un'altra questione è quella dei tempi di permanenza delle persone in attesa di riconoscimento decisamente troppo lunghi. Molte comunità, sono i cittadini e le cittadine, faticano a comprendere come mai le persone debbano permanere per 24 mesi e poi essere rimpatriate. In questo nuovo piano, conclude sconsolata la rappresentante dei comuni veneti, le risposte a tali domande non ci sono. E vorremmo capire come pensano di gestire questa situazione, perché noi riporteremo la fotografia di grossissime difficoltà.